Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto e non solo in Veneto, perché oggi lo sappiamo, dopo le prove generali, possiamo dire così, del Green Pass nelle aziende di venerdì, oggi è la giornata fuori test, possiamo dire, si va. Col Green Pass bisogna utilizzarlo, ci stiamo informando con tutte le nostre redazioni di come sta andando la faccenda in questo lunedì di rientro, tra l'altro molti anche rientri da periodi di ferie, diciamo di ultima estate, anche se l'estate è finita da un po'. Sappiamo che ci sono problemi a Trieste dove i manifestanti sono stati sgomberati, manifestanti che chiedevano di poter lavorare nel porto di Trieste sono stati sgomberati dalla polizia, sono stati usati gli idranti. Dovrebbero arrivare delle immagini proprio in questi istanti dalle nostre redazioni, quindi potremo farvi vedere fra pochissimo anche quello che è successo a Trieste. Partiamo invece con la cronaca, vediamo cos'è successo nel Vicentino, dove è andata a fuoco una casa, è stata salvata un 81enne dei Vigili del Fuoco. Paura la scorsa notte in una palazzina di via Rio Torto ad Arzignano. I vigili del fuoco sono riusciti a salvare una donna di 81 anni rimasta intrappolata nel suo appartamento in fiamme. Evacuato per diverse ore l'intero condominio di 3 piani composto da 14 appartamenti. I residenti dell'ultimo piano, bloccati dal fumo, hanno trovato rifugio nei balconi e sono stati portati in salvo con l'autoscala. I pompieri sono entrati con l'autorespiratore nell'alloggio dove era scoppiato l'incendio, riuscendo a portar fuori l'anziana priva di coscienza e iniziare le prime manovre di primo soccorso fino all'arrivo del personale sanitario, che dopo averla stabilizzata l'ha condotta in codice rosso all'ospedale. Sul posto il sindaco di Arzignano e un tecnico comunale, ripristinate le condizioni di sicurezza e i condomini sono stati fatti rientrare negli alloggi, mentre è stato inibito l'uso dell'appartamento dove vive l'ottuagenaria, andato bruciato, e di una camera dell'alloggio sovrastante quello dell'anziana. Questa era la prima notizia di cronaca, ne abbiamo davvero tante nella giornata odierna. Abbiamo anche molti collegamenti con le nostre redazioni per raccontarvi che cosa sta succedendo in giro per il Veneto. Sappiamo soprattutto nelle città in cui come Padova, come Vicenza, si attendeva il lunedì, dopo le prove generali, come abbiamo detto, del venerdì con il Green Pass, per vedere l'effettiva ricaduta di questa situazione sul lavoro, sul mondo del lavoro, sulle aziende, sulle imprese. Fra poco arriveranno le prime informazioni, ve le daremo come sempre in diretta. Chiedo nel frattempo alla regia se abbiamo le immagini dal porto di Trieste, se sono arrivate. Le vediamo assieme, perché è in corso lo sgombero dei manifestanti nel primo lunedì dopo l'introduzione del Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro. I lavoratori erano davanti al varco 4 del porto, alcuni mezzi della polizia sono giunti al presidio all'interno del porto, i manifestanti li attendevano seduti dall'altro lato del varco, lungo la strada, erano seduti a terra e intonando frasi come "la gente come noi non molla mai", oppure gridavano libertà. I poliziotti sono scesi dai mezzi in tenuta antisommossa e sono stati i manifestanti più volte invitati a disperdersi in nome della legge, poi sono stati azionati gli idranti. Vediamo se avremo anche qualche immagine dell'utilizzo degli idranti, dell'acqua sotto pressione sulla folla. Centinaia di persone, si parla di centinaia di persone, queste sono le notizie che ci arrivano dalla nostra redazione triestina, dalla nostra emittente friulana. La polizia ha costituito una sorta di barriera fra uomini e mezzi e conta di avanzare lentamente, spingendo i lavoratori no Green Pass lontani dal varco d'ingresso del porto. I manifestanti ci sono portuali con le tute gialle no Green Pass, cittadini, c'è un po' di tutto. Si sono alzati in piedi gridando libertà, chiedendo alle forze dell'ordine di arretrare, di non dare il via all'azione, e si gridavano abbiamo una famiglia, abbiamo tutti una famiglia, abbiamo diritto di lavorare. Vediamo poi se arriveranno altre informazioni, altre
altre immagini. Queste erano le prime immagini che ci sono arrivate, poi cercheremo di mettere un po' di ordine in questa notizia che sta arrivando proprio adesso, ci dicono praticamente tutto in diretta i nostri giornalisti. Allora, notizia di servizio, perché oggi a Padova, visto che stiamo comunque parlando di vaccini, Green Pass e situazione legata al Covid, arriverà il commissario straordinario Figliuolo, generale Francesco Figliuolo, sarà a Padova questo pomeriggio per la cerimonia di consegna del sigillo della città. Sarà il sindaco Sergio Giordani a consegnargli l'onorificenza a Palazzo della Ragione, dove saranno presenti le massime autorità cittadine. Il riconoscimento assegnato a Figliuolo, dice il sindaco, rappresenta un simbolo di riconoscenza della città a tutto il personale che in questo anno e mezzo è stato impegnato sul fronte della pandemia. Prima di raggiungere Palazzo della Ragione, dove la cerimonia è prevista alle 4:30 di oggi, il generale Figliuolo farà visita all'ex ospedale militare di via San Giovanni da Verdara, adibito appunto vaccinale. Naturalmente noi ci saremo con le nostre telecamere, poi nei telegiornali di questa sera potremo vedere anche questo nuovo passaggio del generale Figliuolo, che è già stato in Veneto 2 volte almeno per verificare, vedere come era stata organizzata, come si portava avanti la campagna vaccinale in Veneto. Sappiamo che le situazioni, la campagna veneta ha fatto un po' da nave scuola, da apripista su queste dinamiche. Le scelte adottate qui nella nostra regione sono state poi utilizzate anche in altre regioni. Adesso andiamo avanti con la cronaca, perché era scomparso giovedì un cercatore di funghi. Si tratta di Elio Coletti, 58 anni, di San Vendemiano. L'uomo è stato trovato nel pomeriggio di ieri, ormai privo di vita. Il corpo si trovava sotto un salto di roccia a circa 300 metri in linea d'aria dal luogo in cui era stata rinvenuta l'auto, nei pressi del rifugio La Casera in Nevegale. Stiamo parlando di Belluno. Elio era uscito di casa il 14 ottobre dicendo alla famiglia che andava a raccogliere funghi, non è più tornato a casa. La denuncia di scomparsa ai carabinieri di Conegliano, poi le ricerche sono partite con 50 soccorritori tra vigili del fuoco, soccorso alpino e volontari della protezione civile che hanno preso parte nei giorni scorsi appunto alle attività di ricerca. Purtroppo è stato trovato senza vita. C'è da capire poi se si tratta di un infortunio, se sia morto a causa di una caduta o se si sia trattato di un malore, oppure se dopo essere caduto sia andato in ipotermia, sia stato ucciso dal freddo notturno. Lo dirà solamente l'autopsia. Naturalmente vi terremo informati anche sul proseguo, sugli esiti di questa notizia. Andiamo avanti con la cronaca. Nel fine settimana notti ad alto tasso alcolico, patenti ritirate. Vediamo. Un boato nella notte, a terra i segni dell'incidente. L'auto, una Mercedes classe A, è uscita di strada battendo un idrante, 2 pali dell'illuminazione pubblica ed un palo telefonico. Ha sfiorato la tragedia il 45enne rumeno alla guida della macchina, risultato positivo all'alcol test. L'incidente è avvenuto lungo la strada regionale 53, via Postumi a San Biagio di Callalta, questa mattina intorno alle 7. L'automobilista, che viaggiava in direzione Ponte di Piave, non ha nemmeno frenato e è andato contro i pali a bordo strada. Fortunatamente è rimasto illeso, ma la sua patente è finita nelle mani dei carabinieri. Nonostante l'ora, le 7 del mattino, l'alcol test è risultato ampiamente positivo. Ed ancora, ieri sera verso le 22 in via Marconi a Preganziolo, un 33enne italiano è uscito di strada autonomamente. La sua vettura, un Audi A4, si è cappottata, portato in ospedale a una prognosi di qualche giorno. Anche per il 33enne è scattato il ritiro della patente, alcol test positivo. Per entrambi i conducenti scatterà inoltre la segnalazione all'autorità giudiziaria competente. Intorno all'1:50 una macchina quasi spezzata in 2. L'incidente è avvenuto in Viale Venezia a San Vendemiano. Un 19enne italiano alla guida di una Fiat Punto proveniente da Conegliano e diretto verso San Fior, mentre svoltava per immettersi in un parcheggio, si è improvvisamente scontrato contro una Renault Clio condotta da un 21enne che proveniva dall'opposto senso di marcia. Malgrado il violento urto, entrambi i conducenti sono però rimasti illesi e sono risultati negativi all'alcol test. Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge.
Non solo incidenti, non solo problemi di ordine pubblico, ma anche truffe, perché continuano nonostante tutto le truffe, soprattutto le truffe online. È capitato a Montebelluna, una trevigiana aveva messo in vendita un divano, invece di ricevere il denaro è riuscita, truffata proprio dai finti compratori, ad accreditare il denaro ai malviventi. I carabinieri, a conclusione delle indagini, hanno identificato e deferito in stato di libertà una coppia responsabile del raggiro. Si tratta di una 23enne e una 52enne. La vittima aveva postato su un sito di annunci economici la vendita di un divano. I truffatori l'hanno ingannata e raggirata, facendosi accreditare su carte prepagate la somma di 2.100 euro e rendendosi immediatamente, come è ovvio che sia, irreperibili. Oggi parliamo anche di, facciamo una breve pausa in quella che è la nostra informazione dedicata alla cronaca, perché ci sono anche alcuni ballottaggi in Veneto. È il caso ad esempio di Este, in provincia di Padova, dove i dati dell'affluenza sono in calo drastico. Oggi si decide il nuovo sindaco. Vediamo il servizio della redazione padovana. Affluenza per l'elezione del sindaco di Este in calo. Oggi il ballottaggio, il nuovo primo cittadino potrebbe essere eletto da meno della metà degli aventi diritto. Rispetto al primo turno, in cui l'affluenza registrata era arrivata al 45,4%, alle 23 di domenica 17 si è recato a votare il 40,8%, mentre alle 12 aveva votato il 13%, cioè quasi 2 punti percentuali in meno rispetto allo stesso orario del primo turno. Urne aperte anche oggi fino alle 15, non si sono registrati intoppi nei 18 seggi a testini. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi e si prevede che le operazioni di scrutinio saranno piuttosto rapide. Già nel tardo pomeriggio si potrà profilare l'indicazione del neoeletto sindaco. Quindi è plausibile che nella nostra informazione serale avremo già questa notizia con il nome del nuovo sindaco di Este. Allora, ieri giornata campale per la provincia di Vicenza, perché c'erano le frecce tricolori a emozionare l'area berica, fortissime emozioni, appunto quelle della pattuglia acrobatica che sono passate sul pomeriggio su Tiene in occasione dei 100 anni dello straordinario volo Roma-Tokyo compiuto nel 1920 dal pilota tienese Arturo Ferrarin, cui è dedicato appunto l'aeroporto di Tiene e a cui si fa anche il regista di animazione Miyazaki in un famoso film dedicato all'aviazione nella storia degli ultimi 100 anni. Tantissime le persone che non si sono volute perdere questo evento, piloti eccezionali al comando delle frecce che hanno creato sempre un grande impatto emotivo, tantissime le persone con il naso all'insù per godersi lo spettacolo dei molteplici passaggi, anche se c'è stato qualche intoppo, magari ne parliamo nei telegiornali di questa sera, ma era stato annunciato un breve passaggio anche sugli ossari, sui sacrari della provincia di Vicenza. Non erano state fornite molte informazioni, era possiamo dire un messaggio WhatsApp che alcune istituzioni, alcuni sindaci avevano fatto girare. C'erano anche dei messaggi social su siti istituzionali di alcuni comuni e migliaia di persone, più che molti, hanno atteso il passaggio delle frecce tricolori. In teoria doveva essere su Pasubio, Grappa e Altopiano di 7 comuni. Qualcuno aveva esteso anche l'ipotesi su Bassano. La voce era girata ovviamente immediatamente e tantissimi si erano recati in queste zone per vedere l'omaggio delle frecce tricolori sui sacrari, sugli ossari, omaggio che non c'è stato. Grande delusione, qualcuno anche molto arrabbiato sui social. Si sta cercando di capire effettivamente cosa sia successo, se si sia trattato di un'informazione non del tutto corretta, se si sia trattato invece di un cambio di programma. Sappiamo però che di solito il programma delle frecce tricolori è abbastanza preciso proprio per evitare aerei che volano sul territorio. Non è sempre facile organizzare
una scaletta che poi deve essere seguita. Quindi stiamo raccogliendo informazioni proprio per capire che cosa è successo. Tantissime persone ci hanno segnalato questo disguido, tantissimi ci sono rimasti male e cercheremo di sapere di più nei telegiornali di questa sera. Torniamo alla cronaca adesso, perché la nostra redazione di Padova ci segnala un malore che ha costato la vita a un medico. Era andato a correre, faceva un po' di ginnastica, era un medico molto noto. Una vita tranquilla, nessun particolare problema. Si è diffusa con rapidità come un fulmine a ciel sereno la notizia della morte di Filippo Morando, 36 anni, medico all'ospedale di Cittadella. Il suo corpo esanime è stato notato da un passante sabato pomeriggio a Campo San Piero, a pochi metri dalla sua abitazione. Era uscito per una corsetta in un sabato di riposo. A togliergli la vita, nonostante i disperati tentativi di rianimazione dei sanitari del SUEM e dei vigili della Federazione del Campo San Pierese, sarebbe stato un infarto improvviso. La famiglia sembra voglia capire il perché. Intanto a loro si stringono tutta la città di Campo San Piero, dove era molto conosciuto, e i colleghi dell'ULSS 6 Euganea. Torniamo in provincia di Treviso per una notizia che ci arriva dai carabinieri di Montebelluna, che hanno arrestato in flagranza di reato un trevigiano 49enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo era sottoposto a libertà vigilata, aveva la patente sospesa. È stato fermato questa notte alla guida di una BMW con targa straniera dai militari appunto dell'Arma. Alla vista dei carabinieri il 49enne si è dato alla fuga percorrendo ad alta velocità le strade di Volpago del Montello, Povegliano, Villorba e Ponzano Veneto. Solo l'intervento di 3 pattuglie di carabinieri, una delle quali giunta in forza addirittura da Treviso, ha consentito dopo 30 km di inseguimenti di bloccare l'automobilista a Ponzano Veneto. Il 49enne è risultato ampiamente, ci fanno sapere, positivo all'alcol test ed è stato anche trovato in sospetto in possesso di un cutter, una taglierina. Resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di oggetti atti a offendere e guida in stato di ebbrezza, i reati che gli sono stati notificati nella caserma dei carabinieri di Montebelluna. Il 49enne sarà processato per direttissima questa mattina. Tutti i carabinieri coinvolti nell'inseguimento sono rimasti illesi. Vediamo se abbiamo anche una notizia di spacciatori fra gli studenti. Sembra che ci arriva dalla nostra redazione di Treviso. Chiedo alla regia se abbiamo anche immagini di questa notizia. Non ancora, allora la diamo poi quando arriva qualche immagine di corredo, di copertura. A questo punto chiudiamo per qualche minuto la pagina corposa, perché ne parliamo dall'inizio del nostro telegiornale, la pagina della cronaca, in attesa di poterci collegare con le nostre redazioni che oggi sono sottoposte a un super lavoro proprio per raccogliere informazioni sull'inizio vero, possiamo dire, dell'era Green Pass, che durerà non si sa fino a quando. Molte forze politiche spingono perché venga interrotta quanto prima, c'è chi chiede di portarla avanti solo fino a novembre, visti i dati che abbiamo, e non abbiamo ancora i dati effettivamente di queste ultime ore, però abbiamo visto negli ultimi giorni una discesa netta davvero importante dei dati legati all'emergenza coronavirus, sia dei dati che riguardano i contagi, ma soprattutto dei dati che riguardano le ospedalizzazioni, le persone che entrano in area non critica, in terapia intensiva, sono davvero sempre meno. Siamo a poco più di 200 ricoverati fra l'area non critica e appunto la terapia intensiva, quindi c'è chi dice con questi dati possiamo benissimo fare almeno del Green Pass, e soprattutto con il supporto di una campagna vaccinale che sta correndo in modo impressionante, che ha coperto ormai davvero fasce molto importanti della popolazione. Allora apriamo adesso la pagina dell'emergenza coronavirus. Sentiamo che cosa ha detto il sindaco di Vicenza Francesco Rucco sui Green Pass, appunto. Tutti i colori del Green Pass. Nella settimana in cui è diventato obbligatorio, tra controlli e proteste, se ne sono sentite davvero di tutti i colori. Il primo è il verde, perché attività produttive e servizi pubblici non hanno subito alcuno stop. I trasporti hanno funzionato, le scuole anche, insomma, Vicenza non si è fermata, quindi appunto semaforo verde. Il Green Pass è sicuramente uno strumento utile perché ci fa tornare ad una vita quasi normale. Chiaramente pone dei limiti soprattutto a chi
non lo riconosce, creando anche delle differenze. Però in questo momento è un sacrificio che dobbiamo fare per superare una pandemia che altrimenti creerebbe problemi ben più gravi. Dopo il verde però scatta l'arancione. Politicamente il Green Pass continua a dividere. Ne sono una testimonianza le manifestazioni di questi giorni. Rispettando la libertà di manifestazione e la libertà anche di scegliere, diciamo, quale strada intraprendere, io personalmente non sono per l'obbligo vaccinale, però devo dire che i servizi devono essere garantiti. Quindi se la legge impone anche agli amministratori locali la richiesta del Green Pass, il Green Pass deve essere richiesto. Insomma, ci sono delle regole da rispettare. Tutti siamo chiamati a un sacrificio per superare l'emergenza. Solo così sul Green Pass potrà scattare il semaforo rosso, uno stop che da parte del governo arriverà solo se prima si raggiungerà una stabilità sociale e sanitaria. Quindi un sacrificio, speriamo comunque temporaneo per i prossimi mesi, ma che presto poi venga superato dal ritorno a una vita normale. Sentiamo quello che è successo invece in provincia di Treviso, sempre legato all'emergenza coronavirus e all'arrivo del Green Pass. Siamo pronti nel momento in cui avremo delle segnalazioni da parte delle ditte, saremo i primi che andranno a verificare. Chi vuol fare troppo il furbo rischia effettivamente anche la sospensione come medico, quindi non credo che convenga a nessuno essere compiacente e fare certificati per evitare che le persone non possano esibire il Green Pass e per cui si mettono in malattia. Il messaggio all'inizio di una settimana che si preannuncia delicata sul fronte del Green Pass è chiaro: nessuno sconto a chi cerca di aggirare l'ostacolo della certificazione verde. Nel Trevigiano, stando ai dati INPS, le assenze per malattia nella giornata di venerdì sono aumentate del 10%, in provincia di Venezia si è toccato addirittura il 20%, una coincidenza quantomeno sospetta, da qui l'intensificazione dei controlli e della collaborazione con i medici di base. Credo che ci sia la massima disponibilità anche da parte dell'Ordine dei Medici a far questo e credo che il messaggio che il Presidente dell'Ordine e che anche le istituzioni mandano sia quello di dire attenzione, insomma non possiamo essere compiacenti nei confronti di chi sta a casa solo per evitare di essere sanzionato perché non ha il Green Pass. Nel recente passato, ricorda il direttore generale dell'ULSS, alcune segnalazioni sono state fatte con conseguenze ancora da scrivere. Qualche certificato che non doveva essere fatto per persone che sono state esentate dalla vaccinazione da medici che non sono il loro medico curante e medici vaccinatori. Questo sì, ma questo l'abbiamo già mandato in AS e all'Ordine dei Medici. Insomma, non si scherza. La stessa ULSS 2 sta procedendo nei confronti dei circa 30 sanitari che venerdì hanno aderito allo sciopero non autorizzato contro il Green Pass. E noi abbiamo un ufficio specifico che segue appunto queste cose e per cui ci saranno delle sanzioni, immagino sia amministrative sia sospensione del lavoro, ma deciderà la Commissione. E la linea è durissima in MOM, con il presidente Giacomo Coladon che nelle prossime ore farà recapitare ai 67 autisti che venerdì non si sono presentati al lavoro delle lettere, dove la società si riserva di chiedere i danni. Minori corse significa meno biglietti e abbonamenti. Non possiamo rimanere a guardare, ma dobbiamo quindi agire. C'è la Corte dei Conti potrebbe chiamarmi a rispondere, io amministro denaro pubblico e come tale ho la responsabilità per intervenire. Poi la lettera l'abbiamo già predisposta, domani mattina arriva a tutti i dipendenti che non si sono presentati, quindi ognuno si prenderà le sue responsabilità. Vi ricorderete, vi abbiamo parlato venerdì delle manifestazioni di protesta davanti all'Electrolux di Susegana. Si aspettava la giornata odierna per capire quanti non si sarebbero presentati al lavoro. Sono 21 i lavoratori dello stabilimento di Susegana appunto che non si sono presentati questa mattina al lavoro, lo affermano fonti dell'azienda. È una notizia che ci arriva dall'ANSA, un lancio di agenzia nazionale ufficiale, sottolineando che per 20 di loro si è trattato, come venerdì scorso, di un'assenza ingiustificata, mentre in un caso un operaio non ha potuto varcare i cancelli perché, pur avendo fatto ieri il tampone, non aveva ricevuto la certificazione del Green Pass. Quindi continuano anche a esserci problemi, se non burocratici, però almeno di trasmissione di informazioni. Sappiamo che è una faccenda questa che ci è stata segnalata molte volte. Ci sono persone che fanno il tampone, poi
per motivi X non arriva la certificazione e ovviamente non si può entrare al lavoro. C'è chi la salva sul telefono come immagine per poi farla scansionare dai lettori del QR code che ormai siamo abituati a vedere più volte al giorno. C'è chi invece se la porta nel portafoglio stampata in formato cartaceo. Quella in formato cartaceo sappiamo che invece a volte si cancella o si spiegazza, diventa difficile anche da leggere. Quindi oltre a tutti i problemi che conosciamo, problemi di scelte personali, ci sono anche quelli burocratici e intoppi di varia natura. Comunque un solo lavoratore non è entrato a causa di questi intoppi, non dovrebbe succedere neanche quello ovviamente. Sempre secondo i responsabili dello stabilimento l'ingresso per tutti è stato tranquillo, compreso quello dei fornitori. I controlli, dice l'ANSA, non hanno creato problemi. Vedremo poi se ci saranno altre novità rispetto a questa notizia, ne parleremo con la nostra redazione trevigiana. Adesso noi con la regia di Fabio Verin facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi però state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo in attesa di poterci collegare con le nostre redazioni di Padova, Vicenza, poi dovremo riuscire a sentire anche Bassano per capire che aria tira in quelle zone del Veneto, soprattutto dal punto di vista della ripresa del lavoro in azienda con la novità del Green Pass. Vedremo poi i nostri giornalisti che cosa ci racconteranno. Nel frattempo l'ANSA ci racconta che negli ultimi 30 giorni, quindi nell'ultimo mese, sono stati 78.000 a livello nazionale, ovviamente 132 i contagi da Covid, di cui 1.377 fra gli operatori sanitari, il 25% in bambini e ragazzi tra 0 e 18 anni, 42% tra 19 e 50 anni. L'età media dei casi in questo periodo è di 39 anni, sono stati 979 i deceduti e 93.628 invece le persone che sono guarite. A fare il punto sono i dati della sorveglianza integrata Covid-19 in Italia, elaborati al punto dall'Istituto Superiore di Sanità e aggiornati al 17 ottobre, quindi a ieri. Dall'inizio della pandemia sono stati 4.716.467 i casi, di cui 144.400 fra gli operatori sanitari. L'età media complessiva invece di 45 anni, quindi l'età media della prima fase diciamo è più alta di quella di questo periodo. In questo periodo, lo ricordiamo, l'età media dei casi è di 39 anni, un'età decisamente bassa, e cercheremo di parlarne con gli addetti ai lavori, con magari la sanità regionale, per capire se questa media corrisponde ai dati che ci arrivano dal Veneto, dati che, ribadiamo, oggi non sono ancora arrivati, speriamo arrivino quanto prima per poterli condividere con voi, per leggerli con voi in diretta, ma vediamo che l'ANSA non li ha ancora diffusi, quindi possiamo immaginare che non siano effettivamente ancora arrivati. Allora, continuiamo a parlare di coronavirus, emergenza, Green Pass, soprattutto Green Pass, perché a un paio di giorni dall'avvio di questa novità, ricordiamo, Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro e anche di prestatori d'opera, di chi arriva sui luoghi di lavoro per operazioni, interventi e servizi vari, è obbligatorio. Ne abbiamo parlato con un po' di persone. Sentite cosa ci hanno detto. Io penso che è una cosa ben fatta, che si dovrebbe fare tutti quanti, per la sicurezza, tutti quanti, di anziani, bambini, società e tutti quanti. Quindi va bene averlo anche nei luoghi di lavoro? Certamente sì, primi di tutti quanti. Io lavoro in ospedale, quindi sono stata una delle prime a essere vaccinata, farò la terza dose. Quando farà la terza dose adesso a breve? Adesso in novembre, perché mi scadono i 9 mesi in novembre, quindi preferisco essere coperta. E cosa ne pensa del fatto appunto nei luoghi di lavoro, in tutti i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati? Io sono favorevole, altrimenti saremmo di nuovo in lockdown. Ci vuole. Quindi anche nei luoghi di lavoro va benissimo averlo? Sì, è giusto, è corretto, perché se ci sono persone che non hanno Green Pass è un rischio anche per noi. Siamo a favore. Siamo a favore.
Guardi, siamo andati all'estero col Green Pass perché ce l'hanno chiesto, siamo andati in vacanza settimana scorsa al sud col Green Pass, nessun problema. L'unico sistema per risolvere questo problema è il vaccino. Un anno fa eravamo messi malissimo, il vaccino è stato venuto fuori e dà di ottimi risultati. Sono assolutamente a favore. Quindi favore del vaccino o favore dei tamponi, secondo lei? Entrambe. A favore del Green Pass, quindi che sia vaccino o che sia tampone, vanno bene entrambi. Ma secondo lei il costo di 15 euro da sostenere ogni 48 ore è giusto? Dovrebbe essere più calmierato? Cosa ne pensa in merito? Quello è il punto, diciamo, più su cui lavorare, nel senso che se una persona non si sente, preferisce non farsi il vaccino, forse non è giusto che paghi ogni 2 giorni, 48 ore mi pare, no? Sì. Ogni 48 ore 15 euro, forse un po' tanto. Queste le opinioni, in questo caso eravamo a Bassano del Grappa, abbiamo fatto la stessa domanda ai vicentini e sentite le loro risposte. Ce l'ho il Green Pass, io sono a posto. Prima ci vacciniamo, prima guariamo tutto. E risolviamo questa problematica perché è insopportabile. Io ce l'ho, sono tranquillo, sto aspettando di fare la terza dose. Prima me la fanno e meglio sto. Tutto il resto sono carte che girano così tanto per girare. Non si poteva fare questo, non si poteva andare là. Comunque quest'anno abbiamo già raggiunto, mi sembra, un livello abbastanza buono e spero che migliori e che tanta gente che non ha fatto il vaccino si decidano a farlo perché la salute prima di tutto. Il grande errore di questo governo è di non aver fatto obbligatorio la vaccinazione per tutta la popolazione, perché così non saremmo arrivati a questo punto. Esatto, forse qualcuno avrebbe ritirato i remi in barca, avrebbe pensato di lavorare, di guadagnare, di vivere e di uscire da questa crisi. Ho dovuto farlo per questioni lavorative, avrei fatto volentieri a meno di fare il vaccino, però sì, diciamo che hanno trovato questo sistema per renderlo in pratica obbligatorio. Cosa ne pensa di tutto questo, diciamo, combattere, lottare, manifestazioni, questo obbligo che sembra una coercizione impossibile da superare? Io non la vivo così e quindi, anzi, sono a favore del vaccino e l'ho fatto per quello e quindi non capisco la polemica, cioè è solo voglia di far polemica per quello che vedo io. Allora, vediamo com'è andata fra le aziende, soprattutto gli artigiani di Padova. Senza Green Pass, ci dice la nostra redazione, il 5% dei lavoratori, naturalmente al momento dell'arrivo dell'obbligatorietà del Green Pass nelle aziende. Cercheremo di fare il punto poi quando ci chiamerà la nostra redazione padovana via Skype per il consueto collegamento quotidiano per capire se poi sono cambiati i dati. Sappiamo che nelle ultime ore le farmacie sono state letteralmente prese d'assalto in tutto il Veneto da chi vuole mettersi in pari, vuole avere il Green Pass con il tampone. Pare invece che non siano esplosi i numeri dei vaccini come ci si aspettava, quindi fra vaccini e tamponi per avere il Green Pass pare che le persone si stiano rivolgendo molto di più al tampone. Però vediamo com'è andata a Padova. Esordio positivo dell'obbligo di Green Pass nelle aziende artigiane della provincia di Padova, dove l'impatto è stato limitato. Nell'insieme delle nostre aziende associate c'è stata una mancanza e quindi un'assenza dal 5 al 10%, prevalentemente perché non volevano fare tamponi o perché le farmacie erano troppo impegnate, quindi non trovavano posti, qualcuno perché ha aderito allo sciopero. Per le imprese restano i timori, date le dimensioni e la scarsità estrema di manodopera specializzata. Per ora chi sta a casa è sostituito da colleghi che hanno accettato di fare un'ora di straordinario. Tra i settori più colpiti il trasporto. Principalmente non i bus operator, ma i trasporti merci, che hanno subito forse il maggiore danno, perché questi avevano come alle dipendenze personale dell'est europeo, che per la loro cultura, e mi fermo qua, non vogliono vaccinarsi. Sui tamponi a carico delle aziende il mondo artigiano è diviso. Tra i dipendenti non vaccinati si sta diffondendo la pratica della settimana corta. Alcuni dipendenti, questi pochi, ripeto, questi pochi o questi che ci sono, dicono: io mi faccio 2 tamponi alla settimana, il venerdì sto a casa.
per cui risparmio un tampone che sono 15 euro e mi faccio venerdì a casa. Sì, non è che noi nelle nostre piccole aziende possiamo fare questo ragionamento un tanto al chilo. Noi le figure sono importanti e abbiamo bisogno che le figure siano al lavoro, per cui chiediamo con molta responsabilità da parte nostra, però che anche i nostri collaboratori siano responsabili e che credano nel lavoro e nel posto di lavoro che diamo. Confartigianato richiede una revisione immediata della normativa connessa con il Green Pass per evitare ripercussioni sull'intera economia. Un servizio interno all'azienda per effettuare tamponi al prezzo calmierato di 10 euro. Zoppas Industries di Vittorio Veneto ha comunicato con una nota l'iniziativa ai propri dipendenti, specificando che il servizio dovrà essere prenotato in modo da non dover interrompere la giornata o il turno di lavoro, al fine di evitare che l'assenza possa essere classificata come ingiustificata. Opportunità rivolta ai dipendenti, ma anche agli addetti amministrati e agli autisti che consegnino la merce. Dopo la giornata di ieri, con l'entrata in vigore dell'obbligo di certificazione verde per tutti i lavoratori del pubblico e privato, si guarda alle prossime settimane, quando i disagi, seppur limitati del primo giorno in diversi settori, potrebbero aumentare. Per Vendemiano Sartor di Confartigianato Imprese è necessario che si intervenga rivedendo il Green Pass, perché dice la misura aveva l'obiettivo di aumentare le vaccinazioni e gli effetti ci sono stati, ma ora resta uno zoccolo duro di persone che probabilmente hanno deciso di non immunizzarsi mai. Quello che è raggiunto, cerchiamo gradatamente di uscire dal Green Pass, perché altrimenti ci crea qualche problema contingente, ma ci creerà anche qualche problema strutturale. Rimodulare l'applicazione del Green Pass in base al rischio di ogni singola attività lavorativa è secondo Sartor la strada da percorrere, continuando sempre a rispettare in modo scrupoloso i protocolli di sicurezza. Potrebbe essere anche un allentamento, tra virgolette, graduale, in funzione anche della tipologia del lavoro e della tipologia della presenza nel lavoro di persone assieme. Ci sono settori che più di altri soffrono la misura della certificazione verde, come quello degli autotrasportatori, che non negano che potranno esserci disagi nella consegna delle merci. Ma per Sartor c'è un altro rischio legato alla carenza di manodopera, problema con il quale le aziende si confrontano da tempo e ora rischia di accentuarsi per il Green Pass, che coinvolge anche i lavoratori stranieri. Se ha difficoltà qua, ha sirene che vengono da altri paesi europei e quindi si corre il rischio che qualcuno vada anche via. La misura del certificato verde sarà in vigore fino al 31 dicembre, ma per Sartor va rivista ora perché, altrimenti dice, rischia di essere troppo tardi per l'intero sistema economico. Così sarebbe un disastro. Cosa rischiamo? Rischiamo di perdere competitività, di perdere produttività, di perdere lavoro. Oggi io credo che il Paese non possa permettersi di perdere risorse per strada. Tema molto complesso di cui noi vi daremo notizia tutti i giorni finché ne potremo parlare, finché arriveranno novità, finché magari verrà tolto questo Green Pass o finché ci diranno no, guardate che questa è la data ufficiale, fino al 31 dicembre non cambia niente, quindi noi ci saremo per raccontarvi come cambia anche questo Veneto ancora una volta dopo tutto quello che abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo. Adesso, sempre con la regia di Fabio Verino, facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo e siamo in onda fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Naturalmente notizia di giornata è quella legata all'avvio ufficiale del Green Pass dopo le prove generali di venerdì. Abbiamo visto venerdì qualche problema. Andiamo subito a Padova, dove c'è la nostra Luisa Bertini con Cristian Roque Allende che ci aggiorna. Intanto buongiorno, sì. Luisa, prima di tutto una nota di servizio. Alziamo di qualche centimetro l'inquadratura, perché sennò vieni con la testa un po' mozzata. Allora eccola qua, così siamo perfetti. Okay. Allora, grazie Luisa per questo collegamento. Come sta andando a Padova?
Dunque, come dicevi tu, prove generali che in realtà a Padova continuano in qualità di prove generali, perché anche oggi circa 75-80 autisti dell'autobus, quindi della mobilità pubblica, non si sono presentati proprio in protesta contro il Green Pass. Tanto più che hanno anche messo in scena una protesta singolare, perché rilevano quello che è un principio. Loro contestano il principio paradossale, che dicono: noi in qualità di autisti siamo tenuti ad avere l'obbligo di Green Pass, mentre chi entra in autobus no. E quindi oggi la protesta risulta nel fatto che loro abbiano comprato un regolare biglietto timbrandolo e siano comunque saliti in autobus, proprio per mettere in rilievo quello che secondo loro è il paradosso. Quindi un'ottantina che ha comportato comunque il taglio del servizio, perché Bus Italia da oggi ha fatto scattare il nuovo orario con dei tagli di circa 78 corse nei feriali e 35 nei prefestivi. Quindi tra le corse tagliate, alcune che portano a Cadoneghe, al capolinea del tram, Sarmeola, Ponte di Brenta, così come anche il 9 per l'Ippodromo e Piazza Caduti. Abbiamo sentito anche l'assessore alla mobilità Andrea Aragona, che ovviamente li ha nuovamente invitati alla vaccinazione, o comunque affinché questa forma di protesta rientri, e ci ha anche parlato di ulteriori lavoratori assenti, non tanto perché non in possesso di Green Pass, perché sopraggiungono nuove malattie. Ecco. Confidano comunque nel fatto che la situazione rientri al più presto, rientri entro una settimana, anche perché, lo ricordo, tutti i dipendenti che non si presentano restano a casa e senza stipendio. Quindi confidano nel fatto che questa protesta sia in una settimana e che poi rientri tutto possibilmente alla normalità. Quindi il tema caldo del giorno in realtà continua ad essere il Green Pass, che tiene banco nelle notizie quotidiane. Altro tema che andremo ad affrontare nel pomeriggio sarà la questione dei ballottaggi ad est, di cui al momento abbiamo soltanto la possibilità di parlare dell'affluenza, che nel primo turno si era attestata attorno al 45%, invece nel secondo turno io non ho ancora i dati aggiornati alle ore 12, ma quelli aggiornati a ieri sera alle 23 erano del 40%, quindi ancora in calo, e si rischia che il nuovo sindaco sia di fatto eletto da meno della metà degli elettori votanti. Luisa, allora intanto grazie per queste prime informazioni. Immaginiamo, a parte la situazione elettorale di Este, che poi seguiremo nel pomeriggio, al volo proprio in pochi secondi, che aria tira a Padova? Avevamo parlato di una Padova spaventata, soprattutto un po' destabilizzata nel fine settimana da queste novità del Green Pass. Oggi siamo ancora su questa traccia, o magari è montata un po' di rabbia, oppure la gente si è immediatamente abituata? Quello che avete visto voi dal vostro osservatorio privilegiato, girando per Padova con microfono e telecamera? No, io direi che la situazione è rimasta abbastanza statica a quello che ci eravamo detti ancora nel giorno del banco di prova, quindi ancora un po' di disorientamento, ma appunto si spera, e tutti sperano, che entro la settimana si rientri nell'abitudine, ecco. Molto bene, allora Luisa, grazie a te, grazie a Cristian Roccaiende per questo collegamento. Se ci sono novità importanti da Padova, notizie di cronaca o aggiornamenti, non esitate a contattarci. Daremo tutto in diretta come sempre ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Noi intanto scriviamo alla nostra redazione bassanese che possono entrare in collegamento per raccontarci come va anche da quelle parti. Sappiamo che i nostri colleghi sono stati anche nelle farmacie per vedere questo assalto. Anche questa mattina si vedeva passando davanti alle farmacie dove si fanno i tamponi, che effettivamente c'era un numero davvero notevole di persone che volevano il tampone per poter avere
il Green Pass. Quindi ribadiamo ancora una volta, fra vaccini e tamponi vincono nettamente i tamponi, ricordiamo 48 ore durata temporanea del Green Pass, costo calmierato, però costo per ora, a parte pochissime aziende che hanno scelto di fare questa spesa per i propri lavoratori, il costo è ancora sta ancora al lavoratore. Adesso andiamo a Bassano, dove c'è il nostro Alex Giuliano. Però Alex Giuliano, prima di mandarti in onda ti chiediamo di alzare anche tu qualche centimetro l'inquadratura. Oggi è giornata di teste tagliate da parte delle nostre troupe, succede, sono dinamiche che con le attrezzature che usiamo, ovvero i telefoni, vanno spesso ricordate e sistemate, ma niente di che. Come sempre facciamo tutto espresso, raccontiamo in diretta quello che succede dal territorio, e adesso diamo parola ad Alex Giuliano. Alex, buongiorno, come sta andando nel Bassanese? Ferdinando, ti correggo solo su una cosa, buongiorno ai nostri telespettatori. Attualmente, visto che ci muoviamo in maniera frenetica su tutto il territorio, cerchiamo di coprire un'area più grande possibile, non mi trovo a Bassano, bensì a Marostica. A Marostica, dove abbiamo appena finito di ascoltare, di raccogliere la testimonianza, parliamo di Green Pass, parliamo di tamponi, parliamo di farmacie. Abbiamo, come vi dicevo, appena finito di raccogliere la testimonianza proprio di una farmacista che era impegnata nell'attività di screening dei tamponi giornalieri, e quello che emerge è un dato sicuramente importante, significativo. Si viaggia sull'onda dei 100, addirittura anche 150 tamponi al giorno, quindi un afflusso importante di persone, di lavoratori che in attesa del vaccino o rispettando la propria scelta di non vaccinarsi si adeguano, si adattano e quindi si presentano puntuali ogni 2 giorni al punto vaccinale. Vediamo sempre più spesso gazebo all'esterno delle farmacie, e qui a Marostica la situazione racconta proprio di tante persone. Abbiamo anche chiesto la fascia di età di coloro che decidono di tamponarsi. Siamo su una fascia relativamente giovane, dai 20 ai 35 anni, quindi quella è grosso modo l'età di chi per il momento, pur di andare a lavorare, sceglie questa soluzione in attesa magari del Green Pass definitivo, quindi di aderire poi alla campagna di vaccinazione. Alex, so che questa mattina la nostra redazione di Bassano si sta occupando sia delle ricadute per quanto riguarda i tamponi, ma anche per quanto concerne le aziende. Nelle aziende sta andando tutto bene. Abbiamo visto immagini un po' dure anche da Trieste, ma sappiamo che nel resto del Veneto non ci sono, del Triveneto, scusate, non ci sono questa mattina problemi di ordine pubblico o intoppi, non ci sono ancora stati segnalati almeno intoppi negli ingressi nelle aziende. Nel Bassanese va tutto bene? Te lo confermo, Ferdinando, la tua analisi è estremamente corretta. Noi stamattina abbiamo fatto un giro in 2 aziende, una di medie dimensioni, una con più di 200 dipendenti. Ebbene, in entrambi i casi segnaliamo il tutto regolare, qualche piccolo intoppo legato a qualche magari tampone scaduto, quindi il lavoratore che è arrivato o in ritardo oppure che ha semplicemente saltato questa giornata, ma si tratta di percentuali davvero irrisorie, meno addirittura del 2% dei lavoratori, quindi effettivamente tutto sta funzionando bene, e interfacciandoci anche con i responsabili delle risorse umane di queste aziende abbiamo raccolto una grande collaborazione, quindi un po' in contrasto, come dicevi tu, con quello che sta succedendo a Trieste, ma una grande collaborazione dei lavoratori che scelgono di rispettare quelle che sono le normative e i dettami. Pensate che uno ci ha anche dato una pacca sulla spalla e ci ha detto l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, io pur di lavorare non ci vedo nulla di male. Quindi le aziende per il momento non si segnalano criticità. Se mi permetti, aggiungo che abbiamo anche raccolto le testimonianze, ma vi riporteremo tutto poi nelle nostre edizioni serali dei telegiornali. Abbiamo raccolto però, vi do questa anticipazione,
che aria tira qui a Marostica fra la gente. Abbiamo intervistato tanti lavoratori approfittando dell'orario, insomma, della pausa pranzo. Ebbene, anche la voce dei lavoratori qui a Marostica è un coro unanime: sì al tampone, sì al Green Pass. Perché? Perché veniamo da un periodo difficile, veniamo da mesi di lockdown e di chiusure, insomma la gente non vuole rivivere e ripetere quell'esperienza, quindi adesioni veramente di massa. Tutto molto interessante, allora ringraziamo Alex e Giuliano per questo collegamento, tutto il resto lo vediamo nel TG Bassano di questa sera, nei TG delle nostre emittenti. Auguriamo un buon lavoro, una buona giornata ai nostri colleghi, andiamo avanti con la nostra informazione. Allora, a questo punto sono arrivati finalmente i dati dell'emergenza coronavirus, i dati dei contagi e quelli della sanità. Li vediamo assieme, grazie alla regia, come sempre, di Fabio Verin. Sono 155 le nuove positività riscontrate con gli ultimi tamponi. Sono dati aggiornati a questa mattina, sono gli ultimi appunto disponibili. C'è da dire una cosa, sappiamo che al lunedì può capitare che soprattutto i dati riguardanti i tamponi non siano del tutto precisi, perché mancano alcune situazioni legate alla sanità regionale. Comunque 155 sono i dati ufficiali. I casi attualmente positivi in Veneto sono 9.007. Speriamo, l'avevamo detto la settimana scorsa, speriamo di poterlo dire effettivamente che questa settimana è plausibile entro domani o entro il pomeriggio addirittura scendere sotto quota 9.000 sarebbe un bel passo, anche dal punto di vista psicologico. Un bel salto sotto quota 9.000 vorrebbe dire che effettivamente ci stiamo allontanando dalla fase critica dell'emergenza. Sono 474.844 le persone positive dall'inizio dell'emergenza coronavirus, sono 11.000 purtroppo 802 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid dall'inizio dell'emergenza. Scendiamo nella seconda parte della tabella, vedete la situazione degli ospedali. È molto importante in questo momento poter dire che ci sono 182 persone ricoverate in area non critica, di cui 135 ancora positive, 47 che si sono negativizzate, 36, lo mettiamo un po' più in grande in modo che possiate vederlo bene anche da casa, 36 le persone positive in terapia intensiva, di cui 31 positive e 5 negativizzate. Possiamo dire che in questo momento ci sono 166 persone positive negli ospedali del Veneto fra area non critica e terapia intensiva, ed è una buona notizia davvero. Ci sono 2 persone in più in area non critica, non cambia niente per quanto riguarda le terapie intensive, ci sono invece 2 decessi, purtroppo 2 decessi ancora da segnalare. Questa è la tabella per quanto concerne il Covid sotto il punto di vista dei contagi e sotto il punto di vista della sanità. Vediamo la situazione del Covid invece sotto il punto di vista dei vaccini. Sono state 6.313 le dosi somministrate ieri. Ovvio che di domenica questi dati sono sempre molto bassi, sappiamo l'ultimo aggiornamento a ieri notte, questa notte, poco prima di mezzanotte, e la domenica di solito si scende molto. Effettivamente sono solo 1.800 le prime dosi, 3.400 i cicli completati e 631 addizionali booster, quelli che vengono definiti poi terze dosi. Il Veneto ha somministrato l'87,8% delle dosi a propria disposizione, quindi c'è ancora magazzino, c'è spazio di manovra, c'è spazio per le prenotazioni. Vediamo le percentuali. Per quanto concerne la prima dose sono 75,5% dei veneti coperti, ovvero 3 milioni e 6. Sono 71,9 i veneti che hanno il ciclo completo, siamo a 3 milioni e mezzo ormai, mancano davvero poche migliaia di unità. Sono 3.674.000, ovvero il 75,7% della popolazione, quelli che hanno o la prima dose o almeno si sono prenotati per la seconda. Siamo all'1% secco con le terze dosi addizionali booster già inoculate a 47.991 persone, ricordiamo anziani e sanitari.
Vediamo le percentuali per le classi di età, non cambia molto perché effettivamente poche migliaia di inoculazioni non cambiano certo delle percentuali per fasce come abbiamo visto in questi giorni. Sono ben coperti disabili e vulnerabili, siamo all'89,2-86,5 per quanto riguarda i vulnerabili, 84 e 80 per quanto riguarda i disabili. Se questa è l'onda, vediamo che è salita nella settimana da cui usciamo, sta cominciando a salire, abbiamo sfiorato le 100.000 inoculazioni e ormai manca poco davvero per arrivare al risultato che si era prefissata la sanità regionale, ma la sanità nazionale in generale. Allora, è l'una in punto, noi facciamo la nostra brevissima pausa pubblicitaria, però state con noi perché siamo in onda, siamo in diretta fino all'1:30, manca ancora almeno un collegamento con Vicenza per capire che cosa sta succedendo nella zona berica, abbiamo ancora tante notizie da darvi, quindi state con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Una notizia ci è arrivata proprio in questo momento, ce l'ha portata il nostro collega Federico Fusetti che si è interfacciato con la redazione vicentina per avere i primi dati. Si è verificato un grave incidente lungo la strada pedemontana fra Breganze e Vicenza in direzione del capoluogo. Sul posto il SUEM, i vigili del fuoco di Bassano, per i rilievi invece la Polstrada di Vicenza. L'incidente è avvenuto in località Galleria Cafusa, siamo a pochi chilometri da Breganze, maggiori informazioni appena ci arriveranno. Al momento si parla di un ferito. Ripetiamo, le nostre redazioni stanno lavorando per raccogliere questa notizia che è cosa di pochi minuti fa, quindi poi sicuramente nel corso della nostra informazione fino alle 13:30 ve ne daremo conto. Adesso andiamo avanti, cambiamo decisamente argomento, mettiamo da parte la cronaca, mettiamo da parte il coronavirus e vediamo, confermando ancora una volta l'affetto che lega le nostre emittenti, il gruppo Media Nord-Est, Rete Veneta, agli alpini, alle penne nere, vediamo cos'è successo a Castelfranco. Uno dei momenti toccanti, l'alzabandiera, l'emozione delle penne nere che tengono con le mani la bandiera tricolore e poi l'inno ed il silenzio di un attimo straordinario. Buongiorno, di dove siete? È qua da Castelfranco. Ecco, per voi che cos'è questa donata? È un evento importante perché anche per far vedere Castelfranco che è bellissima, una giornata splendida. Ma anche per rientrare insieme dopo. Esatto. Perché va ricordato che questo è il rientro. Sì. Io arrivo dalla Germania per questa occasione. Alpino Castelfranco, una cosa molto importante, molto emozionante. Ecco, appunto, lei si emoziona. Ma ad esempio per i nostri emigranti che cos'è? È una cosa speciale. Una cosa speciale perché ho mandato già i video via online ai miei amici alpini in Germania e è una cosa commovente. Le lacrime di questo alpino parlano da sole. È una grande famiglia, ci dicono tutti. 1 a 2 giorni dove si è rimarcato il ritorno alla normalità dopo la pandemia. Che è iniziata sabato pomeriggio con l'esibizione di 3 cori, tra cui quello della Val Canzoi che ha toccato i cuori con il Signore delle Cime. Poi al Teatro Accademico di Castelfranco con l'esibizione della fanfara dei congedati della Tridentina in un connubio con gli Highlanders scozzesi in ricordo della Grande Guerra.
Vediamo le reazioni delle persone, ma anche delle istituzioni a questa ricorrenza, a questa bellissima iniziativa. Al Duomo di Castelfranco la Santa Messa, Don Dionisio ha voluto ricordare il sacrificio degli alpini nelle guerre ed oggi la loro presenza indispensabile quando c'è bisogno. Il servizio è diventato l'essere tra i primi nelle calamità, alluvioni, terremoti, tragedie, a volte provocate anche dagli uomini. Voi siete i primi ad arrivare. Onorare i morti aiutando i vivi. È una lezione di vita per tutti noi. Una giornata di sole che ha reso la festa ancor più bella. Le penne nere hanno sfilato fra le vie della città, con loro le forze dell'ordine e le istituzioni. Cosa vuol dire tornare a marciare insieme ai compagni? Vuol dire ritornare indietro di 40 anni passa. Senta, chi vuole salutare? Saluto tutto il gruppo di Trevignano. Ma e i suoi fra? Sono in giro un po' di qua, un po' di là. E sul palco poi viene letta una piccola parte di un tema di Sara, una ragazzina di 14 anni vincitrice di un concorso. Essere un alpino significa aiutare gli altri, non per apparire, ma per essere sempre presenti. Vuol dire soccorrere senza guardare religioni o paesi di provenienza e a volte anche essere disposti a morire per qualcun altro. Ed il saluto degli alpini con un arrivederci a fine mese a Treviso, una manifestazione che noi seguiremo in diretta. Si parte venerdì 29 ottobre. Da venerdì, partendo da Cimagrappa e da Cison, arriveranno rispettivamente a Montebelluna e da Ormelle. Il sabato mattina si uniranno le altre 3 staffette che partiranno da Nervesa della Battaglia, Fagarè della Battaglia e da Biadri di Montebelluna, dall'Ossare di Santa Lucia, che è il più piccolo d'Italia. Ecco, tutto questo naturalmente sabato convergerà a Treviso. Dove e a che ora? Allora, la staffetta arriverà come massa a Piazza Vittoria alle 4:30, 16:30, dove saremo tutti noi con i gagliardetti e Vissili ad aspettarli, in onore proprio con la fanfara di Brigata Alpina Giulia in congedo. Dagli alpini ai bersaglieri, perché proprio i bersaglieri con la fanfara di Dolianova di Cagliari sono stati protagonisti di un evento che possiamo anche ascoltare per qualche istante. Immagini che ci arrivano da Ponte di Piave in memoria del bersagliere Eros Perinotto, morto nel corso di un'operazione in Friuli a seguito della grande alluvione del 1966, un cittadino illustre di Ponte di Piave decorato con la medaglia d'oro al valor civile. Alla cerimonia erano presenti anche i suoi familiari. Un'occasione, dice il sindaco di Ponte di Piave, per ricordare chi anche cent'anni fa ha contribuito con il suo sacrificio a garantire la libertà e la democrazia di cui godiamo oggi. Prima di concludere questa giornata, i bersaglieri sono passati a salutare anche gli anziani del centro servizi Gianni Marin, ovviamente una visita dall'esterno con qualche nota intonata con la fanfara di Dolianova di Cagliari. Allora, torniamo in studio perché il nostro TG prosegue, ci sono anche, parliamo di cronaca, parliamo di quello che succede, parliamo di attualità, però bisogna anche guardare un po' al futuro, al domani, all'immediato futuro per quanto riguarda la montagna veneta, vicentina ma anche bellunese. Si parla molto degli impianti di risalita, si parla della stagione invernale, della stagione sciistica. L'anno scorso, lo ricordiamo, da un punto di vista prettamente nivologico è andata benissimo perché è caduta davvero molta neve, invece sotto il profilo delle possibilità turistiche è andata malissimo perché il giorno prima dell'apertura degli impianti è arrivato lo stop da parte del governo, non è stato possibile sciare, sciavano solamente i club, gli affiliati, le situazioni quelle possiamo dire istituzionali, mentre le persone, la classica sciata in giornata da
da parte di chi aveva voglia di farsi o la settimana bianca. Ovviamente non è stato possibile farle. Enormi problemi per la montagna vicentina, ma di questa cosa secondo noi è possibile parlare fra qualche minuto, però prima di mandarvi, perché abbiamo il nostro Daniele Garbin collegato, oggi è giornata decisamente di teste tagliate, quindi prima di mandarlo in onda gli chiediamo di sistemare di qualche millimetro l'inquadratura alzandola un po', perché oggi è giornata in cui tutti i nostri giornalisti si presentano ai collegamenti con un pezzettino che manca, ma siccome il tempo non manca, adesso diamo la linea a Daniele Garbin da Vicenza. Buongiorno Daniele, come va da quelle parti? Tutto bene, grazie Ferdinando, adesso aggiusto l'inquadratura, è proprio una giornata full immersion, saluti anche i telespettatori. Allora se dici facciamo proprio il punto tra poco, se devi andare No, facciamo adesso, Daniele, l'inquadratura è buona così, ti teniamo. Sì, allora per quanto mi riguarda oggi è stata un po' la giornata del lunedì che parte con il Green Pass per tutte le aziende, i lavoratori e soprattutto per l'assalto ai tamponi. Insomma, per quanto le farmacie siano organizzate anche a Vicenza, hanno risentito del blackout che hanno avuto il sistema informatico regionale, e quindi momenti di tensione perché pur avendo anche fissato l'appuntamento poi le persone dovevano andare a lavoro, non erano in grado di avere il documento, e questa situazione ha creato non poche difficoltà. Abbiamo fatto un giro tra le varie farmacie, chi più chi meno, comunque ci hanno assicurato che il problema è stato risolto e quindi si è trattato proprio di una parte della giornata. Era una situazione proprio quando c'è massima criticità che però lascia sempre in difficoltà le persone, come abbiamo sentito anche la tensione in coda tra chi è costretto a farlo. Comunque abbiamo anche il termometro della situazione che serve torto collo per fare anche il vaccino. Ecco, questo è un po' la questione, e quindi poi magari gli approfondimenti li faremo nel pomeriggio, una volta monteremo i servizi di quello che abbiamo raccolto. L'organizzazione sembra che regga, ecco, in questo momento nelle farmacie che abbiamo proprio visitato abbiamo collaudato questo sistema proprio di appuntamenti online. Il collo di bottiglia è proprio stato questo momento proprio di difficoltà che ha messo il sistema informatico regionale, che ha messo in crisi. Ecco, direi questo sostanzialmente il mio giro. Poi molto bene Daniele, e ti chiedo però proprio al volo, perché sappiamo che è una giornata decisamente di corsa per tutte le nostre redazioni, abbiamo già qualcosa di cronaca, abbiamo già qualche notizia di cronaca da Vicenza? Quello che abbiamo sentito anche noi è in questo incidente nella Pedemontana. Può darsi che io non ho seguito un attimo fa, stiamo proprio facendo il giro in era quello che ci segnalano nella Pedemontana. Ecco, allora ti segnalo che c'è appena arrivata una nota dalla redazione, coinvolti un furgone e un'auto sulla careggiata nord della strada Pedemontana Veneta tra Breganze e l'interconnessione con la A31, coinvolti un furgone e un'auto. Invece, sempre su questo argomento, arriva adesso un'altra nota. Pare che sia stato investito invece un pedone nella galleria di Cafusa, quindi è tutto ancora da ricostruire. Vediamo da Google Maps che effettivamente è segnato un blocco del traffico in quel punto, quindi raccoglieremo tutte le informazioni stasera. TG Bassano, TG Vicenza, racconteremo che cosa è successo. Daniele, allora, se non hai altre notizie noi ti lasciamo andare, perché vediamo che sei decisamente di corsa. Se ci sono altre notizie non esitare a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro al nostro collega Daniele Garbin da Vicenza. Allora, questa era la situazione a Vicenza. Avete sentito un po' di tensione, un po' di stress per tutto il sistema, però si va avanti, si lavora, si entra nelle aziende. Non si sa invece come si entrerà negli impianti di risalita, come si entrerà nelle piste da sci. Noi abbiamo fatto il punto con il sindaco di Gaglio, Emanuele Monari. L'autunno avanza a grandi passi incendiando le faggete, e invece i sempreverdi si preparano ad affrontare la stagione invernale. Qui fra poco arriverà la neve, adesso è ancora tutto molto spoglio, si vedono ancora
gli schianti di Valle, si vedono ancora i lavori forestali, ma fra poco qui ci sarà la neve e i dubbi restano sulla stagione invernale, 50%, 75% per le seggiovie, non si sanno ancora numeri certi. La volontà dei paesi dell'altopiano, la volontà di chi lavora nel settore è quello di riaprire però prima possibile e in sicurezza. Ne abbiamo parlato anche con gli amministratori di questo territorio. E intanto speriamo che questo inverno sia come quello dell'anno scorso, quello passato, quindi con tanta neve finalmente da sfruttare quest'anno con l'apertura imminente degli impianti, fatto salvo che non cambi qualcosa, ma a questo punto ci auguriamo tutti, visto un po' il trend del coronavirus, che gli impianti appunto sciistici apriranno in grande stile. Poi se sia 70-50% per noi va bene lo stesso, perché l'importante è aprire, mettere in funzione i nuovi impianti, creare economia, creare posti di lavoro. Quindi ci aspettiamo grandi cose da questa imminente stagione invernale. 50, 70%, 25%, che cosa conta in questi numeri a questo punto? Conta il fatto di salvaguardare inizialmente sicuramente i posti di lavoro, salvaguardare i costi fissi che ha la società delle Melette per gestire gli impianti. Lei, come tutte le altre società che gestiscono gli impianti sull'altopiano, ma io lo estenderei a tutto il Veneto, quindi mettere in sicurezza almeno i costi fissi e di gestione di tutti i nostri impianti, almeno da salvare questa stagione e da poter far sì che le società possano guardare al futuro con positività e speranza. Però se già al 75% fosse concesso questo dato, questo tipo di afflusso, questo tipo di capienza, sicuramente possiamo pensare anche ad un inverno roseo, un inverno che possa appunto portare soddisfazioni e gioia non solo economica ma anche turistica. Tutto questo naturalmente è vincolato al fatto che scendano fiocchi di neve in quantità sufficiente a coprire il comprensorio alpino, prealpino, l'altopiano, tutti i luoghi in cui si può sciare in Veneto, oppure dall'altra che le temperature si abbassino per consentire almeno in parte l'innevamento artificiale, cosa che in questi giorni di ottobre davvero non sembra plausibile, perché stiamo vivendo un ottobre decisamente sopra la media, o comunque insomma non certo freddo. Il tempo libero invita le persone a farsi delle passeggiate e dei giri anche in montagna, e si è visto che anche in montagna le temperature non sono ancora quelle invernali o almeno autunnali. Adesso andiamo avanti, cambiamo ancora argomento, vediamo come si è insediata i vertici, come si sono insediati i vertici di Etra e come hanno deciso di gestire la struttura da qui in avanti. Una gestione secondo il modello della giunta comunale, questa la direzione presa dal nuovo presidente del Consiglio di gestione di Etra, Flavio Frasson. Come una vera e propria giunta comunale, le decisioni saranno prese all'insegna della concertazione con i membri del Consiglio di gestione. Io ho fatto il sindaco per molti anni, per cui ho portato dentro in Etra un po' il modello comunale della giunta comunale, non tanto per reminiscenze, ma soprattutto perché è efficiente ed efficace, ma soprattutto trasparente. Quindi la verbalizzazione con l'approvazione dei verbali in seduta successiva, l'avere dato a ogni consigliere una materia da seguire che può aiutare nel velocizzare le decisioni, sburocratizzare l'ambiente, sono tutti soluzioni che vanno verso un'azienda che deve essere efficiente e efficace il più possibile. Un cambio votato alla trasparenza per permettere a tutti, sia cittadini che amministrazioni locali, di essere coinvolti nelle scelte di Etra. Noi adesso abbiamo dato disposizioni perché il nostro sistema informatico possa permettere questo, e cioè quello di pubblicare sul nostro sito le decisioni prese, le determine o le delibere, in maniera tale che ogni cittadino può accedere al sito e può andarsene a guardare. Quindi questo vuol dire trasparenza nelle decisioni, trasparenza che perseguiamo anche attraverso una stretta collaborazione con il Consiglio di sorveglianza dei sindaci, che partecipa alle nostre riunioni e quindi in tempo reale condivide le scelte. Tutti i processi funzionano meglio se vengono analizzate insieme le proposte, dice Frasson. Noi permettiamo ai consiglieri di partecipare anche via call alle nostre sedute del Consiglio. Tenete presente che noi siamo un'azienda pubblica al 100%, i nostri soci sono i sindaci e quindi io voglio con loro condividere le scelte strategiche.
Cambiamo ancora argomento, parliamo di un tema che sta un po' agitando il comparto enologico triveneto. In queste ore proprio è in corso il Vinitaly Special Edition a Verona e si è parlato anche del famoso Prosek croato, questo vino che minaccerebbe secondo alcuni il Prosecco Made in Italy, Made in Veneto. Coldiretti ha deciso di esporre una bottiglia di questo prodotto un po' per fare un po' di capire che cosa sta accadendo. Abbiamo un servizio su questo argomento. A un mese esatto dal termine massimo per ogni possibile opposizione, i trevigiani fanno causa ai dalmati per il Prosek. L'incarico è stato assegnato da Coldiretti Treviso e Consorzio Agrario di Treviso e Belluno allo studio legale dell'avvocato Antonio Pavan di Treviso per la tutela della denominazione di origine protetta Prosecco contro la richiesta di protezione da parte della Croazia della menzione tradizionale Prosek. L'opposizione deve, pena decadenza, essere presentata entro il 22 novembre alla Commissione europea. Cioè, difendere il Made in Italy è una priorità che ci siamo posti ed è giusto, soprattutto difendere quello che è il lavoro di tanti bravi produttori che in questi anni si sono impegnati, sono andati a fare per creare un marchio, quello del Prosecco, che è invidiato in tutto il mondo ma che va difeso con le unghie e coi denti, appunto perché è fonte di sacrificio e di un'economia del territorio che ha un indotto straordinario. I presupposti per far decadere la richiesta croata ci sono tutti, sottolinea lo studio legale. Infatti sentenze simili hanno tutelato ad esempio il Gorgonzola sul Cambonzola o il Calvados sul Velados. E c'entra poco che il Prosek sia un vino dolce da dessert più simile al torchiato di Fregona che alle bollicine UNESCO. Per i ricorrenti il termine può ingannare il consumatore mondiale, danneggiando quello che al momento è il vino più venduto al mondo. E non è giusto che un'area che ormai si chiama Prosecco, non è più il vitigno ma un territorio, venga attaccata da un prodotto che non ha niente a che vedere, è un prodotto che è solo similare nel nome ma non ha una storia, non ha una tradizione, non ha anche un valore se non quello appunto di tentare una speculazione, emulare un nome che si sta imponendo e si è imposto in tutto il mondo con crescite anche di vendite importanti anche nel 2021. Apriamo la pagina della cultura, tempo libero, spettacoli, per vedere una rievocazione storica che è andata in scena a Treviso. Io oggi rappresento un soldato del 1500 tedesco, quindi un lanzichenecco, e nel suo abbigliamento tipico, più o meno, che comunque varia in base ai gusti di ognuno. A ciascuno la sua epoca, il suo abito e la sua passione. Questo è il senso di Epocando, la manifestazione che ha animato il Bastione di San Marco. 3 giorni di costumi e tanti cimeli per rievocare i fasti, ma soprattutto le fatiche delle generazioni passate. Oggi rappresentiamo la Prima Guerra Mondiale, un reparto della difesa territoriale nella Prima Guerra Mondiale. Erano reparti anziani, con famiglia, con figli, che non venivano mandati in prima linea, ma facevano guardia nelle retrovie, ai depositi, ai magazzini, alle polveriere, ai ponti ferroviari, alle strade. Una storia, tante storie come quella di Tiziano Simeoni all'insegna della memoria. E sabato sera mi hanno praticamente decorato con la Croce Nera. Il presidente nazionale della Croce Nera d'Austria mi ha premiato per la mia volontariato con contatti tra l'Austria e l'Italia su queste cose dei caduti. Tra le testimonianze d'epoca, un'immagine su tutte. Questa è una foto originale del Sacrario da Grappa quando era fino al 1925-28 sotto in galleria. Dopo nel 32-34 è stato fatto l'attuale Sacrario. Dalla Prima Guerra Mondiale alla Serenissima, nella Domenica Trevigiana il passo è davvero breve. Noi siamo gli Scherani e rappresentiamo un accampamento militare al soldo della Repubblica di Venezia a cavallo fra la fine del 1400 e l'inizio del 1500. Che alla fine la rievocazione è una continua ricerca, non nasce soltanto sul piacere di un qualcosa e quindi c'è tanto studio dietro questo nostro gruppo. Trascinato dall'entusiasmo della mamma anche il piccolo Leonardo. Sì, mi piace molto perché facciamo spettacoli e tanta pratica. E conosci un sacco di storie anche poi. Sì.
Beh, di solito a casa prendo un libro dei Cavalieri e leggo qualche pagina. Ma ogni epoca ha anche la sua musica e i suoi strumenti e qui il fascino resta immutato sulle note del tempo. Da queste immagini, da questa rievocazione storica passiamo invece al futuro della sanità. Abbiamo parlato più volte della nuova sala operatoria ibrida che è stata installata nell'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, un unicum a livello addirittura triveneto. Sono passate 2 settimane dall'inaugurazione di questa struttura. Abbiamo tirato le somme con gli operatori, con i medici. Allestimento, collaudo, taglio del nastro. Da 2 settimane la prima sala operatoria ibrida angiografica per una struttura pubblica del nord-est lavora a pieno regime. In sostanza una sala ad altissima tecnologia che consente di effettuare contemporaneamente interventi chirurgici e esami diagnostici senza spostare il paziente. I margini di crescita sono ancora enormi. Intanto diamo il voto ai primi 15 giorni. Il voto è sicuramente positivo, 10 io direi, perché è una sala eccezionale che permette di fare molte più cose che rispetto a prima. In questi 15 giorni, in queste 2 settimane siamo riusciti a eseguire più di 30 interventi. Significa il 40% in più di interventi di chirurgia vascolare, oltre ad almeno 10 interventi eseguiti dai radiologi. I vantaggi sono per tutti, per i medici e per i pazienti che hanno tempi molto più brevi di ricovero e guarigione. La sala è il perfetto esempio di collaborazione pubblico-privato. L'associazione di imprenditori Helios Onlus del presidente Livio Serradura e della vice Alessandra Alban ha finanziato metà del 1,5 milioni di euro, un vero gioiello che ha già fatto la differenza in molti interventi. Ci si vede di più, quindi questi grandi monitor, questa definizione estremamente accurata dell'apparecchiatura. Un intervento particolare, probabilmente il primo intervento che abbiamo fatto, dove abbiamo utilizzato una protesi nuova per una particolare conformazione dell'aorta in questo paziente, ha permesso di posizionarla nella maniera corretta. Se non avessimo avuto la sala ibrida ciò non sarebbe potuto accadere. La precisione è assoluta, si possono gestire interventi al limite in completa sicurezza e con più equip contemporaneamente, ma non basta, si pensa già al futuro. Stiamo pensando a fine di ottobre di iniziare con delle procedure per quanto riguarda il varicocele e poi, come abbiamo detto all'inizio, iniziare a pensare a fare anche un centro di riferimento per quello che può essere il trattamento dell'emergenza emorragica, del trauma e via dicendo. Intanto cresce la curiosità mista a una sana invidia. Molti medici da altre strutture chiamano, si informano, visitano la sala, la vorrebbero anche loro. Però ancora per un po' Bassano rimarrà unica. Sono venuti già a vedere dei colleghi di province vicino. Allora, stavamo dando un'occhiata ai lanci di agenzia per vedere se l'ANSA ci dà qualche notizia dell'ultimo minuto. Ci parlano di una colonna di oltre 2 chilometri sulla strada pedemontana Veneto, dove si è verificato l'incidente di cui vi abbiamo parlato poco fa. Casello chiuso, ci dicono invece i nostri colleghi. Casella della pedemontana chiuso. Dovrebbe trattarsi del casello di Breganze, perché è successo in carreggiata nord, quindi sul tratto che collega Breganze con l'interconnessione con la 31 Valdastico. Pare che ci sia comunque un ferito di media gravità, non si capisce ancora se si tratti di un investimento di un pedone, magari di una persona che stava lavorando in galleria, oppure di uno scontro fra 2 mezzi. Detto questo, noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo tutti i nostri colleghi che ci hanno permesso di fare questo telegiornale, di portare a casa vostra le notizie da tutto il Veneto. Ringraziamo Fabio Verin per la regia. Vi invitiamo ai nostri telegiornali TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per tutto quello che non è stato detto fin qui e vi auguriamo un buon pomeriggio.